Ecco, siamo tornati in diretta. Secondo tempo. Quant'è il risultato? 3-2 per chi? Per l'Argentina o per i gialli? Per i gialli. Grazie arbitro. Nonché ex mister, mi dicono. Johnny, sei pronto a venire in diretta? Guarda qua. Com'è Johnny? Tu quante stagioni hai fatto nel Barzuliani? 1,5. Tra l'altro siamo stati anche nella stessa stagione, tra l'altro. Quando si vinceva. Quando si vinceva, esatto. Bella questa. Vediamo se ci deliziano col gol, perché non ho visto ancora un gol io, da quando sono arrivato. Sarà che porto sfiga io. Ai, vedi? Mannaggia. Vedi a stare là al bar, perché adesso c'è anche la zona ristoro, che adesso vi faccio. Claudio che li fa quando non ci sei. Ah, ecco, esatto. Sì, perché è facile raccontarli, no? Colpa Claudio perché. Esatto, perché è facile raccontarli, no? Poi però bisogna che siano documentabili. Luca lo vedo particolarmente in forma. Abbiamo qualcuno che, come ha detto prima, fa il cooling break. Il cooling soprattutto. Vedete che si sono attrezzati lì con la zona ristoro. Il drone sarebbe stata una gran figata, vedi? Mannaggia. Ci sono anche dei moscerini da chilo qua, Mappate. Intanto salutiamo Gigi Picozzi che vedo in diretta. Ciao Gigi, è un peccato non averti qua, il grande portierone. Intanto l'arbitro mi ha fracassato il timpano. C'è anche la fotografa per l'eccezione, per l'occasione, scusate. Claudio è segnato di tacco, mi hanno detto. Bravissimo Nick. Johnny ex giocatore, dice Picozzi, vuoi rispondergli? Anche quando giocava. Grande Gigi, mai entrato in campo. Grande Gigi. Se vuoi venire in diretta ti faccio entrare, così li vedi da vicino. Qua è calcio champagne, come vedi, Gigi. Oddio, mai nessuno come te che mi dava il pallone praticamente già davanti al portiere. Si ricorda quel rinvio che un po' di tempo fa ci promosse dalla C alla B in CSI. Con un tuo rinvio. Eccolo lì, Brando, eccolo qua. Ti sei visto il gol del Brando? Tiro da fuori, angolato. 4-2 per i gialli, dico bene? Ho fatto bene i conti? Ok. Mira che tu si fermi. Bravo. C'è un rigore netto, Albero. 4-3 subito per la squadra di Chivilò, il capitano. C'è anche Maniscalco a comandare la difesa. Arriviamo Alex. Arriviamo. Subito. Non so più che c'è. Palo! Chi ha fatto palo? Era una citazione fantoziana, ma non l'hanno capita, vabbè. Ciao Darko, vuoi venire anche tu? Ti vedo in diretta.
Alessandro. Buongiorno, buona domenica, caro Darko. Nel frattempo Luca cerca il gol, ma non lo trova. Grande portiere anche qua, soprattutto abbiamo visto prima una grande performance al bancone. Vero? Solo lì, no, anche tra i pali, anche tra i pali. No, passo. Grande Darko, dai. Comunque, cosa ci dici dell'Inter? Sì, non ti preoccupare, pensa a giocare, altro che recupero. Grande Inter in fiamme, on fire. Attenzione, Edis prova il tiro al volo, non gli riesce. Insomma, c'è da lavorare anche sulla... D'altronde da calcio a 5 a calcio a 11 o calcio a 7 è un'altra minestra. Saluti da Berlino, ciao Matteo. Ha appena incontrato Bonucci in aeroporto, attenzione, dove stavano andando? Via per la Champions, tra l'altro prossimamente avversario del Napoli, l'Union Berlino. Vediamo Alex Chivilov se vuol dire qualcosa in diretta mentre batte il calcio d'angolo. Magari aspettiamo che prenda un po' di ossigeno. Ah, ok. Aspetta che do la palla a Claudio, segniamo, vengo a parlare. Claudio! Non riesce lo schema. Bonucci è minore di Maniscalco, ci credo è più forte Maniscalco di Bonucci. Luigi, non vuoi venire Gigi in diretta? Dai, così facciamo un po' di spettacolo. Dove sei adesso? Forza Udinese per oggi, Matteo, speriamo nella prima vittoria. Udinese-Genoa tra non molto, fallaccio di Chivilò. Nel frattempo Darko, ieri sera dopo un primo tempo in affanno, nel secondo tempo ci siamo dati una piccola svegliata, è entrato Lautaro ed è cambiata la partita, ma in vista della Champions è una buona vittoria. Un saluto ad Alex Chivilò, dopo te lo saluto Darko, volentieri. Nel frattempo c'è un sole incredibile, è iniziata la partita tra Sinner e Nishoka, così giusto per dire. Ciao Pastor! Sandro, vuoi dire qualcosa per il pubblico a casa? Niente? C'è anche Luigi Picozzi che ci segue. Lo saluto. Ti salutano tutti, Gigi. Non posso, mannaggia. Salutiamo anche i Falchetti. Di Pietro. Prima, riguardati la diretta di prima perché c'è lo Scafati, caro Pietro, che vorrebbe fare un amichevole con te. Grazie Gigi, troppo buono. Insomma, è grande il bar Zuliani di Andrea Zuliani, che dopo ti faccio, se riesco, ti faccio l'intervista. Sarà dura al presidentissimo perché effettivamente non ama troppo le telecamere. Nel frattempo Gianclaudio da rivedere lo stop, si vede che si è cimentato col padel ultimamente. Andiamo dietro i pali, così per la visuale del portiere. Un ruolo vituperato, molto difficile. Nessuno vuole giocare tra i pali, neanche in amichevole. Rischiamo anche qualcosina mettendosi dietro i pali, ma non succede niente. Ragazzi, così è finita. Ma quanto durano? 30 minuti i due tempi? Ecco il grande Sandro Pastor, eccolo qua. Come difende il palo lui. Maniscalco si gioca in un fazzoletto
Gianclaudio, incredibile, Nicolai. Non trova la zampata la Volpe non trova la zampata. Non la trova. Bravissimo, adesso dietro. Mamma mia che bello. Tra l'altro Moscerini come piovesse. Salutiamo Andrea se vuoi venire in diretta. Eccolo lì, pareggio. Daniel Zamparutti 4-4, mi ricordo ancora quando contro il Barluna Orange Team ce ne fece 3. Quella partita insomma poi è storia, è nata un po' di amicizia. Togliamo un po'. La Volpe, eccolo lì la Volpe del deserto. 4-4. Quindi è nata quell'amicizia, da lì dopo una cena, dopo quel 6-1 del Barzuliani, Vacile contro il Barluna Orange Team. Questo accadeva nel 2011. Ah, hai pure Lautaro nel fantacalcio, Darko? Quindi ti è andata bene, perché poteva non entrare, ma vediamo se Andrea viene a raccontarci un po' della vita romana, ma mi sa che è già andato via. Vediamo. Salutiamo il nostro amico Andrea. Palo di Alex nel frattempo. Grazie a lei. Ragazzi, dalle mezzo là, Gian, fa il gol, grazie Gian, non è bene. Oh, Velozzi, arriva. Dai, a me non fastidio. Siamo? Sì, forse sì. Dai, Danis. Vai che voli, vai che voli. Anche sfiga. Gialla, gialla. Ehi. Grazie a tutti, stilido. Dai, che vedo. Calma, Sandro. Uomo sinistra. Bravissimo, Sandro. 4 pari, ma è una partita entrata nel vivo. Francesco, 4 pari, vero? 4 pari. Vuoi dire qualcosa per martedì Napoli-Real Madrid, ricordando quel 1987? Ci ripeteremo, la storia si ripete. 1-1 però, quella volta. Cosa nuova. 1-1, il Napoli eliminato Ognuno solo, stiamo troppo alti, sai. nel lontano 86, se non vado 87, sì, 86, no, 87 ha vinto lo scudetto, sì, 87 quindi. Settembre 1987, 36 anni fa. Sinistra, un passo a sinistra, ancora un po'. Claudio. Palo! Dai che loro, torniamo che loro, Claudio. Loro. Due, dai. Esci. Poi. Era convinto di darci questo Francesco assomiglia un po' a Ostigard. Ostilard. Tira. Bravo. Fatti vedere fra. Esci, che non ci siamo bene. Sono più che veloce, in caso tuo. Dai conto, Claudio. Vai dietro, adesso esci. Tardi però. Bravissimo, che giocata. Ragazzi, l'arbitro mi sa, dai. Vai, tu dai, prova tu. Prova tu, dai. Dai, sta prima che non vengo.
dentro Sandro, vai dentro. Vai sul primo palo uno, davanti al portiere, vai davanti al portiere, Sandro. Bella. Sì, Dani. Quattro pari, ancora viva la partita. Grande rimonta dei biancazzurri, stile Argentina. Cinque a 4, ancora Alex con uno dei suoi tiri da fuori. Tra l'altro Alex 20 stagioni nel calcio a 5 Barzuliani Vacile, è quello con più stagioni giocate, ma secondo nella classifica marcatori all time, che vede in testa Gian Claudio Nicolai, che vediamo inquadrato. Era 4-2 per i gialli, adesso siamo 5-4 per i bianco-azzurri argentini. Via, arrivo io. Claudio, devi fare la catapusta infernale. No, attenzione, mancato il 5 pari. Luca. Abbraccia il giù a fare il passaggio. Chiudila! No, grande portiere. E Daniel infila il 6-4. 6-4. Peccato l'avevi fermato al primo colpo, mannaggia. No, non si può. Quattro. Uomo arriva. Totò fa buona guardia. Attenzione, calcio di rigore. Aspetta che arrivo, Aspetta che arrivo con calma. Scusi Ostigard, si levi. Aspetta un attimo che arrivo, con calma arrivo, che vogliamo filmarlo. Chi è che tira? Edis? Va l'arbitro. Eccolo, bravo Edis. Quanto siamo? 6-5 per i biancazzurri però. Oh, scusi, mi scusi Daniel. Vabbè, l'ha visto, l'arbitro ha sempre ragione, Fallo continuato. L'arbitro ha sempre ragione. Dai, un po' di distanza per piacere, dai. 2 minuti. Bravo Sandro. 2 minuti alla fine. 6-5 per i biancazzurri. Fallo fischiato subito. Sarà più vicino. Intanto è mezzogiorno, cari miei, Di qua che c'è pasto. Cercano il pareggio.
Mamma mia. È l'arbitro che cerca il pareggio. Beh, sarebbe bello finire 6-6, eh. Rigore! Netto. Anche perché se finissero i supplementari sarebbe la Esatto, non potrebbero disputarsi i supplementari. Un altro calcio di rigore. Ah no, è fallo per i biancazzurri, scusate. Io avevo capito rigore io. Oh, è rigore! Ivano, ma hai visto dove l'ha tirata? Sono scarponi. No, Scarponi, altro che campioni. Sì, esatto, ma io ormai mi sono ritirato. Anch'io. Mi do al banco. Al banco della birra, dal banco. Vai Dada! Attenzione! anche il banco dei pegni pur di no. Edis, calcia non va. Nota cool! Vediamo Luca. Gol! Nuia! C'è cool! Arbitro, fischia la fine! Guarda il culo di merda che Vince il Barzuliani. Vince il Barzuliani in ogni caso, eh. Totò migliore in campo! Quindi mi sono perso il gol. Il gol più bello è perso, cazzo. Il gol più bello della giornata. Mannaggia. Questo. Vado. Sopravvissuti a questo. Adesso basta. Totò, ti ho visto bene. Vuoi dirci qualcosa? Dopo che ho fondato questa squadra, Sì, questa sì. 21 anni fa, Sì? ho il piacere di ritornare a giocare con loro. Anche È un se gran dopo- piacere, devo dire. Anche se dopo 10 e più anni siamo separati, la nostra storia calcistica si è divisa. Ma 21 anni fa eravamo un gruppo che ancora adesso si riunisce in amicizia e si diverte. E questa è la cosa bella. Forza Barzuliani e grazie a tutti per quello che mi avete dato in questi anni! Yeah! E intanto Francesco ti ha fatto la doccia. Bisogna votare il migliore in campo qua, eh. Il migliore in campo, infatti. Totò in poca, non ha visto Totò il pallone, assolutamente migliore in non ha visto campo. il pallone, migliore in campo. Sì, sì, esatto. Direi che è migliore di lui. Scusa, migliore in campo? Migliore in campo? Chi è migliore in campo? Migliore in campo? Ah, scusa, no, pensavo. l'ultimo rimasto in campo, il migliore. L'ultimo ad abbandonare il campo. Però se mi avessero chiesto di giocare avrei giocato. Come mai non ti ha chiesto? Mannaggia. Mannaggia. Peccato. Adesso andiamo a farvi vedere un po' come sono organizzati. C'è anche il presidente che non voleva partecipare alla diretta. Vediamo se lo becchiamo, anche perché c'era Gigi che mi ha chiesto. Vediamo. Andrea, fai la foto? Fai la foto, ciao. Sei in diretta, sei in diretta. Immaginavo, ma ciao. Adesso vi portiamo a vedere come si sono organizzati. Qua ci sono gli spogliatoi. Meglio non entrare lì dentro. E adesso vi facciamo vedere come sono organizzati per il bancone. Guardate un po'. Guardate un po'. Oh, e adesso inizia la festa. Ci sentiamo dopo.